canto numero 216. Ti lodo, Signore, perché un giorno ero lontano da te, ora invece e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Verrete con gioia alle fonti della salvezza, e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia del Signore Gesù, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, questa domenica quarta di Quaresima ci parla dell'amore incommensurabile del Padre per l'umanità. Storicamente Dio ha concretizzato questo suo amore donandoci il Figlio suo, l'unigenito, quanto aveva di più caro il Padre, e lo ha fatto per noi, per la nostra salvezza. Padre che ci ha amato in questo modo davvero incredibile, ci salvi. A questo Padre che ci vuole bene chiediamo, come sempre, perdono e grazia per celebrare degnamente l'Eucaristia. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, ricco di misericordia, che nel tuo Figlio la croce ci guarisci dalle ferite del male, donaci la luce della tua grazia, perché rinnovati nello Spirito possiamo corrispondere al tuo amore di Padre. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal secondo libro delle cronache. In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo, moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio che il Signore si era a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei nostri padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi incendiarono il Tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia. Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione, fino al compiersi dei 70 anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore Dio, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme. Popolo, il Signore suo Dio sia con lui e salga. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Scio. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Il ricordo. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci canti di Scio. La nostra gioia. Come cantare i canti del Signore in terra straniera, se mi dimentico di te, Gerusalemme, la mia destra. Nostra gioia. Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Porta di te, Signore, la nostra gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri
la straordinaria ricchezza della sua grazia, mediante la sua bontà verso Cristo Gesù. Per grazia infatti siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvo in Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. È parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la liturgia che stiamo celebrando ha un nome gioioso: Domenica Letare. Rallegrati Gerusalemme. È un invito alla gioia nella prossimità della Pasqua del Signore. Quanto Giovanni ci propone oggi nel Vangelo è qualcosa di inaudito. L'immensità dell'amore di Dio per l'uomo. Dio ha tanto amato il mondo, è Gesù stesso che dichiara così: Dio ha tanto amato il mondo da donare il Figlio unigenito, perché chiunque per vita eterna. E questo è il volere del Padre.
Queste parole sono le parole grandiose che Gesù ha detto a Nicodemo in quella notte di incontro a Gerusalemme. Nicodemo era un fariseo, un notabile della città di Gerusalemme, uno di quelli che nascostamente credevano a Gesù vedendo quanto faceva come Messia. Però il suo cammino di ricerca non era ancora completo per giungere alla fede in Gesù, per paura che la sua simpatia per Gesù fosse scoperta dal suo gruppo. I farisei erano un gruppo poderoso, perché non fosse scoperta Nicodemo, si reca da Gesù di notte. È un incontro straordinario. Nicodemo giungerà alla fede solo dopo la morte di Gesù, quando con grande coraggio, insieme con Giuseppe di Rimatea, andrà al sepolcro dove Gesù era stato deposto, portando con sé oli profumati per profumare e imbalsamare il corpo di Gesù. Giovanni, come abbiamo sentito, ci propone oggi un dialogo tra due maestri che si riconoscono reciprocamente. Nicodemo chiama Gesù Rabbi, mio maestro, e Gesù a sua volta chiama Nicodemo maestro di Israele. Piuttosto difficile tra i due sulla possibilità di una nuova nascita per l'uomo. L'uomo, secondo Gesù, deve rinascere interiormente per poter corrispondere al progetto di Dio. Ma Nicodemo non capisce. Nicodemo non capisce e chiede: com'è possibile che un uomo vecchio ritorni indietro, ritorni a prendere il suo posto nel grembo di sua madre? Sembrerebbe strano che un dottore parlasse in questo modo, ma Gesù gli spiega: solo con la forza dello Spirito di Dio uno può operare questa rinascita, e aggiunge una rivelazione: affinché lo Spirito di Dio si riveli, occorre che il figlio dell'uomo sia innalzato. Ha innalzato il serpente nel deserto, di modo che tutti coloro che erano morsicati dai serpenti velenosi non morissero. Così dovrà essere innalzato il figlio dell'uomo per essere salvezza per gli uomini. Però che cosa significa realmente innalzato, essere innalzato per Gesù? Significa essere posto in alto, elevato da terra, appeso a una croce fisso. Questo innalzamento sulla croce comporta naturalmente per Gesù anche la sua glorificazione, ciò che il Padre farà per lui risorgendo e liberandolo dalla morte. Attirerò tutti a me, Gesù. Ecco l'intero mistero della Pasqua di Gesù, morto e risorto per la nostra salvezza. Giovanni
spiega e commenta così le parole di Gesù. L'innalzamento del Figlio dell'uomo avviene perché Dio ha amato il mondo fino a donarci il suo Figlio, il dono più grande. Ora il peccato dell'uomo, il più grande peccato che l'uomo può commettere è non fidarsi di Dio, non credere a questo suo amore. Miei fratelli, Gesù ci rassicura che non c'è più spazio per un amore più grande. Il Padre ha dato il massimo di ciò che ci poteva donare. Donandoci il Figlio, Dio ci ha donato quanto di più prezioso aveva per sé. Perché? Perché noi avessimo la vita. Non c'è altra ragione. Dio infatti non ha mandato il Figlio solo nel mondo per condannare il mondo, no? Ma ha dato il Figlio suo perché chi crede in Lui abbia la vita. Nessuno perduto. Di fronte a questo amore infinito l'uomo non può rifiutare quanto Dio gli ha donato. Perciò chi crede in Lui, dice Giovanni, non è condannato, ma chi non crede. Chi non crede dovrà dar ragione perché non crede, perché non ha accolto l'amore infinito del Padre. Non credere all'amore di Dio significa compromettere il nostro futuro, la nostra salvezza. Questo rifiuto colpevole dell'amore produce di per sé un giudizio di condanna, ma noi sappiamo che Dio non condanna nessuno, il Padre non condanna nessuno dei suoi figli, anche i più ribelli. È l'uomo stesso che si autocondanna, rifiutando l'amore di Dio e allontanandosi da Lui. Ora, la ragione del giudizio l'abbiamo sentita da Giovanni e concludiamo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini perché le loro opere erano malvagie. E qui c'è spazio per la nostra riflessione. E allora, miei fratelli, in cammino verso la Pasqua ormai prossima, guardiamo verso questo Gesù innalzato sulla croce, come ci invita a fare Giovanni. Contemplando Gesù crocifisso, comprenderemo un pochino di più di quello che crediamo nell'amore di Dio per noi, donandoci il Figlio suo come Salvatore, e meriteremo anche con tutta la Chiesa la gioia che Gesù ci ha ottenuto con la sua risurrezione. Facciamo la professione di fede col simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, quale fu concepito di Spirito Santo,
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso. Terzo giorno risuscitò da morte. Destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la risurrezione e ai fratelli e sorelle nella gioia di questo incontro domenicale con la Pasqua di Cristo eleviamo al Padre la nostra preghiera. Donaci la tua gioia, Signore. Donaci la tua gioia, Signore. Manifesta la tua presenza, Padre, alla tua Chiesa raccolta intorno all'altare, perché tragga sempre dalle fonti vive della parola e dell'Eucaristia la gioia di testimoniare la Pasqua. Ti preghiamo. Manifesta la tua presenza, Padre, a coloro che sono provati nella vita e rischiano di cadere nello sconforto e nell'abbandono, perché la tua luce possa rischiarare le loro decisioni e i loro passi. Ti preghiamo. Gioia, Signore. Manifesta la tua presenza, Padre, a quanti sono chiamati a illuminare giovani nelle scelte della vita, perché il loro esempio sia umile, coerente al Vangelo e capace di giusto orientamento. Ti preghiamo. Donaci la tua gioia, Signore. Per l'arcivescovo eletto Monsignor Riccardo, nella nostra Chiesa sia missionario della gioia che viene dal Signore e annunci senza sosta Dio che è ricco di misericordia con ogni uomo. Ti preghiamo. La gioia, Signore. Per l'arcivescovo Andrea Bruno, il Signore lo sostenga nelle fatiche del servizio pastorale, affinché possa indicare ancora agli uomini Cristo, speranza del mondo. Ti preghiamo. Donaci la gioia, La tua presenza, perché incamminandoci verso la Pasqua del tuo Figlio possiamo riscoprire la gioia di essere chiamati a salvezza. Ti preghiamo. Padre della luce e della gioia, questa è la preghiera che ti presentiamo, confidando nel tuo amore per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Come nei pentini accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nodo ci rende la necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita, e noi uniti a tutti gli angeli santi proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo che questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo
ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta questa tua Chiesa dell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi e tutte le persone, nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme. Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora, come Gesù vuole, come Lui ci ha insegnato, Padre nostro, sei nei cieli. Così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi da peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Diamo un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio, Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. non so degno di partecipare Corpo e sangue di Cristo vi guardino per la vita eterna. il canto numero 364. Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà.
quanta attesa di salvezza, solo in Dio si sazierà. L'acqua viva che gli dà, sempre fresca sgorgerà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. E la strada si fa oscura, spero in Lui mi guiderà. Se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui mi salverà. Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponderai. Nella sera rendo grazie, tu mio Dio ascolterai. Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce della tua grazia, perché i nostri pensieri siano conformi alla tua sapienza, possiamo amarti con cuore sincero, per Cristo nostro Signore. Paio di avvisi alla porte della Chiesa, volontari
Quaresima, ogni venerdì la Via Crucis alle ore 18, la benedizione della Quaresima. Custodisci, Signore, coloro che ti supplicano, sorreggi chi è fragile, vivifica sempre con la tua luce quanti camminano nelle tenebre del mondo, concedi loro liberi da ogni male di giungere ai beni eterni per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente e Misericordioso discenda su di voi, con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace. E a tutti buona Quaresima e buona giornata, buona domenica. Il 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portasti al mondo il Redentore, piena di grazia noi ti lodiam. Ave, Ave.